che avete pagato più del dovuto. Ti risulta... Allora, per parla verificare solo io. quanto di preciso. Com'è? Parli solo te? Neanche tempo di dire ciao? Non ti capisco niente. Che ha detto? Ho detto, Sofia, che parli solo te? Cioè, Sofia parla solo che io e dopo va via. Cioè, capisci? Non mi hai lasciato neanche il tempo di dire ciao? Non ti sento, signore. Non mi senti? Vabbè, ora continua a parlare solo che ti dai, tanto ormai qua. Dimmi, Sta Sofia. pagando troppo. Ah? Sta pagando troppo la luce. Ti stiamo chiamando per aiutarti. Ah, se devo pagare massa a luce? Sì. Aspetta che controllo un attimo, ferma. Ha pagato troppo, signore. Ha pagato troppo. Vediamo qua, ho pagato troppo. Non è scritto Sky qua. Sì. 56%, Puoi però cercare un 12,7. attimo per una fattura? Dimmi. Allora, sì, ho la fattura numero, scrivi T A Ma che spazio. numero? È il numero, scrivi. Signore, non le sto chiedendo nessun numero. Eh no, ma è importante perché c'è Che scritto ascolti. T A meno S B O R O. Prova a dire. Signore, Dimmi. mi puoi ascoltare? Ma muovi te, dimmi. Il sol magna e ore qua. Puoi cercare... Com'è? Il sol magna e ore. E dopo non carica neanche i pannelli, tra l'altro, quindi già adesso siamo a 12,7. Cazzo, 12,7, strano? Non ti sento. Molto strano. E ok, va da Martignon che fa impianti acustici, cosa vuoi che ti dice? Il volume è al massimo. Ho la bocca ho detto che il volume è al massimo, la bocca è davanti al microfono. Però se te vuoi... Pronto? Niente. Ecco, mi dispiace signor Martignon, quello del centro acustico, no Martignon, mio amico Michele, però purtroppo mi cerca sempre di portare i clienti, ma si offende. Pausa, marchetta velocissima, che non è poi neanche tanto una marchetta, in quanto gli ho detto guarda che i miei follower ste robe non gli interessa. Però te capirà che ormai ste robe interessano a me. Hai 2 secondi per indovinare. Tempo scaduto, è uno smartwatch. Ormai fanno tutto con l'effetto scatola suspense, stile Apple. Nino? Dai che sono giovane con 40 anni, dai! Ehi, gran calma, 38. Consiglio ricaricare prima dell'utilizzo. Ma io che non capisco niente lo accendo prima di ricaricarlo. Immagino si accenda così. Probabilmente avevano ragione, probabilmente è da ricaricare. È calamitato, che simpatico. Via caricare il laboratorio. Lush! Singano, hai veramente un bel laboratorio. La donna è un mobile sul letto stabile. Vibra anche. Le sue funzioni proprietarie, tipo accensione e spegnimento, tipo cambio del quadrante, passi sportivi, chilometraggio, calorie registrate, rilevazione della frequenza cardiaca, meteo, registrazione dei messaggi. Ah no, puoi avere anche le notifiche dei messaggi, Skype e altro. C'è l'app da scaricare. Ah, forse interessante. Modalità multisport, camminata, corsa, rilevamento del sonno, eccetera, eccetera. Ma dopo magari ci diamo un'occhiatina veloce. Devo dire che è proprio venuta bene sta parete qua con gli adesivi bianco e nero, quindi mi sa che li riprendo e faccio la parte della dinette. Wow, fermo un attimino. Ci siamo dimenticati dell'orologio. Oh, è anche touch. No, sì, italiano, no polacco, no, fermo, italiano. Che carino. Meteo, messaggio, sono, saluti, ok, cronometro, me ne facciamo un caso. A me interessa vedere codice QR, probabilmente l'app. Secondo me col codice QR si accede all'app, ora provo. Singano, telefono, tac.
Ok, ti porta direttamente nello store, in questo caso stiamo utilizzando iPhone. Fantastica la Comobile. Niente, il link QR non porta all'app nello store, quindi niente, lo regalo. È comunque una giornata molto bella e quindi decisi di continuare con l'attività fisica. Guardavo questi cosi qua perché è importante sapere come utilizzarli, ma in teoria tu apri e c'è un telefono, un qualcosa, oppure devi chiamare, no, devi chiamare col tuo telefonino e domandare informazioni. Dopo lo scartacoperchi e prendi quella scatola, dopo ti diranno loro cosa fare. Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's an eye for eye. I didn't wanna walk the plank. No, but then Mariona. In China sono tanti milioni di milioni e pensa si tacca anche a fumare. Nella noia mi ha telefonato Alessia e mi ha chiesto se volevo andare con lei a San Donà, che doveva vedere un paio di scarpe. Ho detto ma sì, no, oggi avevo voglia di caffeggiare, andare in giro a vedere qualcosa, fare qualcosa, e quindi dissi di sì. Guarda 47 euro di fermenti. You are jealous in the dead of night. In the dead of night. Baby, when the story die, you know it's an eye for eye. Feel the energy align in the dead of night. 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 You can save your alibi. I already know you lied. Oh no, no, don't even try. Watch the flame in me ignite. You didn't wanna walk the plank. But then Mariona, it came. Baby, it was dark, it was Odyssey. And that's when the spark lit inside of me. Oh, I was lost from reverie. Oh, one day you will see what you made of me, what's inside of me. Oh, one day you will see I found my inner peace. You are jealous in the dead of night. Io sarei qui che sono passato a trovare Alessia, lei deve ancora arrivare, vedi, esatto, c'è questo problemino. Ora le cose sono due, o vedo di trovare un aspirapolvere, oppure direi io voterei per la seconda, si muore da eroi. Eccolo. Oh, baby,